finalmente abbiamo individuato i scema, sì, 5.846 scema, 5.846 scema, o spazio che ospita il settore Curva Nord. Chi sono? Che piccante? Al di fuori, se guardate dalle immagini, c'è sta pure, ho detto 5.846 scema, però ovviamente si aggiungono altri fuori sede in altri settori, quindi per un momento ed è sicuro al 101%, sono 5.846 scema, nessun scampo, tutto scema, 5.846 coglioni, tutti coglioni. Sì, perché siete coglioni. Allora, io non faccio il perbenista. Capo canta una canzone a livello di, come faccio a dire, vi voglio rispondere come ha fatto il mio compaesano, che è una grandissima canzone, al vostro coro, che bello è essere napoletano all'ombra del Vesuvio, che osserva da lontano, ale ale. Il mio amico partenopeo ha intonato questa bella canzone per rispondervi. Sto parlando di Ciro Barone per rispondere, però io vi dico la verità, fino adesso ero d'accordo. No, siete merda, siete proprio merda etichettate dalla A alla Z, dalla A alla Z. Parlo di quei 5.846. Venite sotto al mio canale, venite, tanto alla fine ho sapito arrivati, io due cesse, quando alla fine, però siete merde, rimanete merde e morirete merde. Eppure il vostro Pio Amedeo, che sono foggiani, persone di grande rispetto, almeno un po' di senso di rispetto nei vostri compaesani, oppure manco quelli sono buoni per voi, manco quelli sono buoni, vi hanno detto si hanno dissociato e voi non vi vergognate, no? Non vi sputate in faccia su lui, no? No, vi sputi in faccia, a uno vi sputi in faccia, perché siete schifosi, ve lo dico, mi potete pure contattare in privato, ve l'ho detto, tranquillo. Oppure venite ad insultarmi, tutto quello che volete, tanto non vi preoccupate, tanto i supporter ultras stanno a disposizione, non c'è problema. Ma non è questo il fatto, il fatto che se voi siete andati in Serie B, merda, voi siete moschini, capite che la curva vostra fa 5.846, tutte merda, quelle che hanno cantato, tutte merda, non avete capito? Che siete moschili rispetto a noi, siete proprio moscerini, sì, proprio moscerini. Ci vanno tre curve vostre per imparare una curva nostra, perché mi sembra, se non mi sbaglio, la nostra curva sì, è 5.000 o 6.000, 15.000 o 16.000 che ospitano nelle curve. Voi siete 5.846 pecore con tutti i corni che tenete e compagnia bella, quindi alla fine a testa muta, dovete stare muti, voi veniate nata volta in eccellenza, per gente di questa per colpa di questa gente qua. Non me ne frega un cazzo, non me ne frega proprio niente, io per benista non voglio fare, io per benista, merda con merda. Ma adesso, prima dicevano che erano 5-600. Foggia Melfi, avete vinto 1-0 e cantate i cori contro di noi. Ma non vi sputate in bascio, ma non vi vergognate, bande sceme, non vi mettete scuro. Bande sceme, non vi mettete scuro. Bande sceme. Mi dispiace per le numerose persone di Foggia, perché veramente sono veramente persone veramente che meritano rispetto a 365 gradi, e quindi questo mio insulto va esclusivamente a loro, perché sono proprio
Ma proprio a merda siete, proprio a merda siete, a merda. Pensate di festeggiare sta Serie B e cercate di venire a presto in Serie A. Merde, cercate di venire a presto in Serie A. Cercate di venire presto in Serie A, guardate che vi dico. Venite quando al più presto venite in Serie A. Così almeno ci imparate un po' a giocare a calcio. E vediamo un po' a Napoli che cori fate, razzisti, peggio perché siete merda. Io non so come faccio a chiamare. Non so come faccio a chiamare, Bucci. Sto parlando sempre dei 5.846 merde che hanno cantato, perché ora si sono individuati i numeri, tutta la curva nord, ha intonato, più qualche altro settore che è così. Vabbè, 5.846 di sicuro sono merda, e non mi venite a dire che sono cori da stadio. Non mi venite a dire che sono cori da stadio, perché negli stadi non si canta sta merda che voi cantate. Avete capito? No, non si canta questa merda che voi cantate. Chi va a imparare? Il Langoppo Nord vanno a imparare. Il Nord, quelle squadre là, chi le vanno a imparare? Ma noi siamo al Sud, no? Mettetevi scorno, mettetevi vergogna. Avete capito? Mettetevi vergogna, bandi e strunzi. Ma ti metto solo vergogna, mi facete proprio schifo. Venite sotto il mio canale, scrivetemi in privato. Fate come quell'altro là, in privato là. Come quell'altro in privato. Vieni in privato, vuole fare la web. Io giustamente era la sera. C'avevo i miei bambini coricati. Ovviamente, un po' di rispetto, perché vengono prima i miei figli e poi voi merda. Voi merda che si voleva fare la web. Beh, io tranquillamente ho rifiutato, però messaggiavo. Poi che succede? A mezzogiorno, stando al lavoro, c'avevo più spazio e stavo solo. Perché questa merda foggiana, tu hai capito chi sei, questa merda foggiana mi aveva scritto perché stava poi con un altro sicchiloto. Nata a merda, stai vegando, quindi si sentiva gallo sulla merda, si sentiva. Alla fine che è successo? A mezzogiorno, quando io stavo al lavoro e stavo da solo, in pausa pranzo, ho detto fai una cosa, falla adesso la merda. Ma che cazzo vuoi, ha detto quella, poi, che non l'ha voluta fare più, voi siete senza palla. Avete capito che siete senza palla? Strunzo, siete senza palla. O torna e dice. Avete capito che siete senza palle? Che siete senza palle? Siete vergognosi, siete vomitevoli, siete proprio cessi l'Italia, siete. Sto parlando sempre dei 5.846, perché mamma c'è tutto cazzo a fare il perbenista. Basta. Chi offende la mia terra, chi inneggia cori per il male della mia terra, o leva a merda, o mette a merda, io levo proprio a sfaccim, che siete. Avete capito? Proprio che, perché questo siete. Siete proprio a munnezza e l'uomo. Non so se mi spiego. Siete proprio vergognosi. Ve l'ho detto, un po' di rispetto per i vostri compaesani, Pio e Amedeo, che hanno detto si dissociano. Almeno questo, ve l'ho detto, vi auguro quanto prima venite in Serie A. Quanto prima, non vedo loro che venite in Serie A. Perché voi ci venite in Serie A? Come venite a Roppa, venite a rete, a giù qua. Come si dice in eccellenza la spediata e poi se ne parla fra 20 anni a Vasento, perché fino adesso ma è mai possibile, ma poi perciò mi incazzo e mi innervosisco, ma è mai possibile che fino adesso non dicevo muto, non cantavo un coro, poi uno mi ha scritto sotto al come si dice, sotto al mio canale ha detto ma perché adesso perché fino adesso ti state muto, ti state per 20 anni muto e ma va bene a mente perché ti cacciate un po' la capa coppa a merda, così state proprio a merda qua, così ti cacciate la capa coppa a merda e ma volete parlare, ma parlate del festeggiato che state facendo, che c'entriamo noi? Forse non vi è chiaro e non vado a capire chi parla male della gente mia e della mia terra e schiatta proprio crani, schiatta. Perché siete proprio merde, siete proprio merde, ma col vero senso della parola. Nessuna scusa, 5.846, nessuna scusa, nessuno. Non si salvano una alla mezza.
che tutti a battere le mani, tutti coglioni così. Io non vi rispondo con il bene, perché mo mi avete rotto proprio quello che non si può dire che già città 3 o 4 volte. Mo mi avete rotto proprio quello che non si può dire. Basta, mo avete superato ogni limite. Maroni, siete proprio schifosi. È schifoso so pure quella gente partenopea che vi prende pure le parti, avete capito? Prende pure le parti vostre, gente partenopea. Io ho un mio ex amico, l'ho bloccato sia su Facebook, ex amico Juventino, guardate un po' quanto sono munnezze sta gente, ex amico Juventino. L'ho bloccato sia su Facebook, sia su WhatsApp, sia come numeri di telefono. Sapete perché? Niente di meno un napoletano che mi viene a dire vicino a me, c'hanno ragione i foggiani che vi schifano, un napoletano vicino a noi, quando poi voi state cantando una catastrofe, un coro di catastrofe naturale, state cantando, non mi venite a dire che come si dice che un coro estate, perché vi sputo proprio in faccia, per 30 volte vi sputo. Uno invoca la catastrofe naturale e lui ci abita dentro. Guardate, ho dovuto chiudere proprio gli articoli perché sinceramente è vomitevole e disgustoso solo a sentirlo di nuovo e a parlarci, perché sinceramente io mi reputo una persona proprio tutto proprio di un altro livello, io non sono meglio degli altri, ma non so come buccio. Io non sono meglio degli altri, ma non sono come i 5.846 più l'aggiunta che si è aggiunta qualcuno. Questo è. Vergognatevi, vi dovete solo vergognare. Voi fin quando ne finite vi schiatta sempre parole, perché siete merda e continuate a essere merda. Avete capito? Ve l'ho detto e ve lo ripeto. Venite sotto al mio canale, mi scrivete, mi volete picchiare, vi ronco pure l'indirizzo in privato, vi ronco l'indirizzo. E così prima a chi va ti. Siete senza palle, siete una banda di scemi, sì. Siete una banda di scemi, canocca, e basta. Ciao, voglio un bacione e forza Napoli, un'altra cosa voglio dire. Vedete, io alla fine faccio pure i video che non vi calcolo proprio, però quando poi mi sento chiamato in causa, perché effettivamente la Campania è la mia regione, no, non andiamo proprio d'accordo, proprio toccate i tasti che non dovete toccare, e siete lo sud, mamma mia, eppure ci dovremmo più volere bene, ma quanto vi schifo, non sapete come. Comunque io non so se ci avete fatto caso ai miei tifosi del Napoli, oggi c'è un'altra aggiunta, la numero 6 dell'Ancona 1905, Ancona Calcio 1905, questa me l'ha regalato un mio amico Francesco Fabretti, tifoso della Juve, attenzione, un mio carissimo amico, per farvi capire che quando c'è dialogo, quando c'è fratellanza, pure che è di un'altra squadra, basta che ci volimmo bene, poi ovviamente ci stanno i dibattiti, le discussioni, così, ma no questa merda che cantate. Comunque sta maglia me l'ha regalata lui, sta maglia la indossava il capitano dell'Ancona, come si chiama? Gianmarco Malavenda, capitano dell'Ancona quando lo diciamo ripartì dall'eccellenza. Quindi sono onorato che il mio amico me l'ha data, anche se c'ho il Gagliardetto là che è un altro mio amico, sempre rubendino, Marco Vitali, sempre rubendino me l'ha dato, 2 rubendini mi hanno dato il coso a me, 2 rubendini, per farvi capire lo sottoscritto com'è, che sottoscritto in casa fa volere bene, però se voi parlate malamente vi schifo da capo fino all'unghia del piede vi schifo. Mi sono spiegato. E poi questo qua me lo regalò un mio amico partenopeo del Canada. Vedete, vi faccio vedere.
del Canada, vedete? Montreal, ecco qua, dove sta scritto? Ecco qua, vedete? Montreal, questo me lo spedì dal Montreal, Canada, e si chiama, manca a farlo apposta, Covone Domenico, come a me. Me lo spedì e io ce l'ho qua, tutta quella roba che mi hanno regalato, ovviamente la maglietta, la bandiera, come ben sapete, un altro mio amico partenopeo, che saluto, il signor Antonio Allocca, e quindi tutta la roba che mi hanno regalato, e tutta la roba che mi hanno regalato, giustamente io lo custodisco con vero piacere. Poi ovviamente qua sta il ciucciolo Napoli, come faccio dire, con coppo ciucciolo Napoli c'è sto Cessero Bendino come vi ho fatto vedere ieri. Ecco qua, tutto bello marchiato per me, da qua, e colonna fecale rocese, tutto bello. Questo è per farvi capire che io mi faccio volere bene, perché io sono una persona per bene. Ma se parlano male della mia terra e augurano del male alla mia terra, io faccio dritto, vi metto a merda e vi finisco proprio a schifare. Questo è. Voglio un bacione, sempre e solo Forza Napoli, perché tutto il resto è sempre munnezza e sicchieruto, sempre. E io amo tutte le persone che almeno rispettano la mia terra. Punto. Non la tifano, ma che la rispettano. Ciao, voglio un bacione e Forza Napoli.